scappare mi ha dato mezza lira mancante. E tu con mezza lira mancante volessi pigliare La moglie non scima. E mezza lira a capo. E 15 soldi là, a così saranno bene i migliarini, capito? E i migliori. O funaro da papà? No. No. La moglie non lo guarda manca bene. O mastrascio non si è visto più. E a così mi hanno fatto venire la malattia. E per forza. Io mi mangio veleno la mattina a sera. Sempre con palpita. Sempre con palpita. Non ne potessi pure con me. L'altro non è venuto manco, perché non lo tieni. I soldi mi sanno mangiare poco per uno, no? E beh, tu mi fai passare una vecchiaia a me. E tu muori. Non là. Non lo voglio. Non può. È permesso? Prego, favore. Ma che è uscita? No. Sono un cantante della cantina appesa. La cantina di Don Giovanni. Decidi. Ha già perso la voce per un colpo d'aria. E sono 8 giorni che oggi che non posso cantare. E beh, Ma se varriera 200 lire. sì. E la penna non battete tempo. Si garantirebbe Don Giovanni stesso. Bello Marione. Issio vada, banana, ma... Non è cosa, figlio mio. Chi va a manare? O Giovanni, E ci decide che mi resta prima i soldi che mi truffai un vada. E poi si mette a fuoco 40 voci. Avete ragione che muretta. Se no che fa? Isso a me non mi va. E non facciamo di pure non noi a scassare il corno alla mondo. Ma manca 100 lire. Manca 6 soldi. Cacciannini. Ma che cacciannini? Vattene, hai capito? È stato per quelli che manca. Non è venuta la voce. No, non è cosa, figlio mio. Attende, ma non va a cubare. Ma chi se non tiene 2 lire salute e stende pure in mano. E perché se mi dei soldati, Faccia Ma mi truffa? Faccia Mariuola! Mariuola! Ma scanciaci mi sembra tutto quanto. Mariuola! Che posso sentire più male, sì. Mariuola! E bene si non bene a spendere tutto quanto a casa mia, vedi? Buongiorno, zio. Anzi, buongiorno. Ma che state? Chi se n'è nato, a cubare con me a comete. Non era entrata, chi sta toccando in il con me. E che bella accoglienza che hai già avuto. Niente, faccio un altro oggi. Grazie tanta. Così, come state? Sto bene. Grazie tanta. Io non è che soltanto bene. Ma come può essere? Non hai potuto venire a mettere a fare qualche cosa? Non mi come a te, svelti, chi ne sa? Anzi, io sono nato disoccupato. E si capisce, no? Quando ci perso una giornata sarà cercando qualcosa e non ci trovate niente. O io una roba mi scende manco per cercando, perché già saccio un giorno prima che non trovo niente. E così passano i mesi, passano là. E quando proprio non saccio la già io. Vieni a tu me. E venga a voi, ma la già io, scusate, voi siete l'unica persona e famiglie che tengo, quindi anzi. Oggi, non posso dire che sono 2 giorni che non mangio. Non posso dire. Giù fa sapere la feva. Guarda là. Non mi chiedi saluto 2 giorni che non mangi. Falla una tazza di caffè, va? E sei arrivato. E tu falla una bistecca, capito? Falla poche pane, sono buone da quella tazza là. Tanto manco voglio, sempre sa dai ta. Che dici voi? Anzi, che ci faccio con latte? Mi latte mi piace. Hai visto? Il rene pure inizia. Ma zio si è spaticato, so? No, spadicato non lo voglio dire perché io ci fa tutto l'arte cardiaca. E non te ne imparato nessuno. E che non assai, come faccio tu quando sì? Scusa. A te mi va a fare seconda luce, vatti. Ma voglio sapere meglio me, ma ero volontario di guerra. E ciorta mia mi pigliai in prigioniero. E là zappai per 6 anni di seguito, 6. E si capisce. Un fucilare di spalla. Là si non sappavo sparare, capito? Tornai in Italia, mi ero nel corpo delle guardie recce. Sono scioglietto il corpo e ci mandai tutto quanto a casa. Pigliai un posto come cantoniere nelle ferrovie dello Stato, alla fine chiudeva i passaggi a livello. Fin quando mi dai le chiusure automatiche e mi mandai a casa pure. Pigliai un posto per la banca nazionale di sconto, no? Uscire, alla fine chiudevi il porto della banca, fare letto pure alla banca. Ma che ce fai più? Così, ma che ce fa? Scusa, chi si mette a fabbricare e componendo per creature, nasce qualcuno senza calma. Ma padre chi sta facendo? Un padre.
Un rinunciato, era un artista. Rafe, non ti potevi mettere a farlo religiare pure tu. Gesù, come si dice? Arte e pa, mezza imparata. Ma quando vai, zio, quando metti a guardare l'orologio, viene che si fa la data, che non si mangia, ma toccano ancora più in nero. E questo non mi fa niente. No, proprio niente no. Una cosa spicciativa, esplicativa. Secondo voi all'età mia mi mette a pazzare con l'orologio? Anzi, tu che vuoi che stamattina? Prima cosa va venuto a trovare. Grazie tanto, lo trovai all'ultima cosa. E poi? E poi? E mo' lo spiego. E poi si mangia a mettere a fare qualcosa, la gente trova una soluzione nella vita mia, pure per voi. La gente che mi viene a me la via subito, appena mi guarda, eccolo là, sta passando il nipote di Carnevale, sempre disoccupato. Certo, voi una bella figura non la facete. Oggi mi preoccupo più che voi che per me, cioè la verità. Io voglio mettere a fuori sciaffere e piazza, un coppo di taxi, guarda, o cappello e sciaffere già me l'ha già accattato. Guarda là, guarda, si è accattato un cappello, si è accattato. E mo, troppo cappello ma già la patente. Per cacciare la patente ci vanno i carti. I carta, è giusto. E per cacciare i carti ci vanno 200 Lira? Hai visto? È venuto a trovare me, è venuto a trovare 200 lire. Ma io a voi tengo che sta facendo, usuraia, chi l'ha già chiesto, ha corunato. Ci volete mettere l'interesse? Mettiteci l'interesse, scusate. Vi firma la cambiata? Ma io ve la firma, ma io dico c'è bello. E si capisce, c'è per dire. Rafe, ma come che si la cambiare da te, ya? E allora mi sta così, senza cambiare, la fiducia, va bene? Faccio fede io? No. Chiamo zia, è l'ultima volta che vengo. Mi mettono a fare un bello taxi in mia piazza, vado in zucchero la mattina e la sera e la zuppa ci esce. Pasqua, alla fine sempre nipote. Già. Io non tengo figli e c'hanno nipote, no, fino a quando saranno l'occhio mia aperta, qui i soldi mi non vi mangiare. Quando va a morire, allora. Quando è signor? E poi tu avete critica che ne so pigliava te. A chi? Chi la si mangia 200 lire e poi la patente mi a me. Vieni tu ne hai due essi. Ogni volta che viene qua mi porta nuovo. E nessi una volta con una faccia all'era. Così, ha già pigliato l'uterna, facemmo metà paruna. Oggi, ma come pigli un tempo se non tengono in naso? Chiami la Pasqua, non mortificare più. Ma allora tu era morto, non ci dire. Rafe che donghiglia. No, anzi, state per No, Rafe che donghiglia vuoi dire. Anzi, state per fare per cortesia perché me la darà issa, me la darà zio. La vedo, io capisco. Si capisce chi ce la darà. E poi Pasqua che so per te, 200 lire. Adesso 200 lire. Adesso è oggi. Chi ce la darà? No, va bene, ide tu. Grazie. Grazie. Squostata. Anzi, io sai sicuro non si sa che ho venito ogni tanto però cosa molla. Ma molla. Quando siete belli, dove state? Squostata. Caro zio, è vero. Secondo voi a me facesse piacere venire sempre qua a cercare un'araba, già avrei quando voleva sto scucciamento. Già avrei quando vado a terra mi leva tu. Non sta, non grava. Squostata. Non mi zucca alla dito, ci state tranquilli. Ecco. È una. Te, 100. 100. Ecco qua. Ma che ci mette? La collo portafoglio. 200. Ecco. Queste momentaneamente abbastano. E stanno a bastare eternamente. Guardate che bello cappello lascia fare che Si è accattato pure un cappello, si è accattato un caccio della patente. Fatta una bella divisa così. Faccia la patente, faccia la divisa, è vero. E poi faccia una bella automobile, così. Così non sempre 200 lire che si cae. E sono 200 anni meglio. Pasqua, si è tornato Ma veramente fa oggi? Io non mi sento buono. come che te, la sento tu poco di pulezzo po. Ma è che non mese che si va gravando. E mi dici che dicono? E miei. E che la tu mai chiama sti miei. Ogni volta che dico Pasqua chiamami un miei, così come mi rispondi. No, non mi voglio far rubare no. Ma giusto per vedere che tenete. O sacci che la catena. Sono malato. Quando è venuto un momento lì, ma guarda. Oh, vatta fuori! A dove sono vatta fuori!
qua. Che sta grave. Non ci sta niente, oggi mi ha già affugliato sulla vez. Mi sa Questo che è sei. Ma voi? No! Che tipo, che tipo. Vabbè, che sta vita che faccio io? Qua non ci sta né Pasqua né Natale. E non c'è pericolo che sta scimo pigliare poco orario, fare i passi, niente. Lo so. Questa cosa che si va a toccare vicino a sputare a fare. Ah, e chi voleva dicere a me, Raffaele? Che nasce. Ma pure, ragazzi, con Monna poi da venire, ma abbiamo accendato con il signore su Viamo Paravizzi. Maro, 100 anni ha già aspettato. Il per forza vado a riconoscere qualcosa, sapete? Poi, chissà chi te, non arriva a me. Ma triste. Come da 200 lire mi ha consegnato 1800 lire di improperi. E il signore da lui che si può portare. Io vedo che non sono moglie, ma è come se lo fosse. Che le prima, mancano qui le mie le nuove bella pure. Invece io, che camminando con me una pazienza. E che no, un po' che mangiare. Me la sento, Maro. Eppure sono ancora giovane e sto vicino vecchi, Maro. Donne! Maro! Donne! Maro! Zia. Donne! Maro, zitto sangue! Si può? Don Pasquale non ci sta. No, stanno poco a parte della cucina. Ah, e voi siete una porta? E voi siete un guardaporto? Ha già fatto un contarino. O Gundarilla, che vuoi fare? Papà, fanesse il Gundarilla. Ma per le buche, tra la porta dalla porta e facciamo un Gundarilla. Ah, ecco, guarda che c'è da me. Che personaggio questo. Anzi, poca uscita, un bicchiere d'acqua. Si sono detto tanto male ieri. Ma pure mo, il dolore in petto solito che si. Dio sa che le fa. Ma quando? Chi le pone un denaro su? Denari su. Dunetta? Ah, la serva padrona. Secondo voi Chi le vuole più con voi? Dandan vicina? Secondo me si è fatto mettere tutto cosa in faccia a essa. Esita! Don Gennaro, guarda porta. Sono venuto a fare un contarino. Guarda porta! Fammi nessuno! Perito. Guarda porta! La porta! No! Tu non mi hai niente più, è scontata! Ci stanno solo 50 lire in interesse! Non la c'era niente più, oggi scontato tutte cose. Io non deve essere quando è. 50 lire, si solda! 50 lire. Un attimo piace. Puntata villa. Così non va l'andamma! Mi piace la fiducia, mi piace. Ah, Sì. te ne puoi dire? Io proprio dici una cosa. Non dice niente più, io non posso sentire niente! Sto malata e denaro non caccia! Mo introito soltanto! Sì, però lo volevo dire. Non mi era niente più, io scontate tutte cose, te ne puoi dire! Vattene! Ma io per scontare sul punto vecchio, hai fatto una repete. E mo non fa nada per tu là, beh? Ma capisci, mi alza concordi che sto morendo e poi ti pigliare un'arma, Sì, ma quando fa? Non è cosa, figlio mio, è che già sei tu che dietro con cantante la cantina a pressa. Ma io volevo dire che io ho già parlato sul punto vecchio, no? Perché volevo fare un conto nuovo, capi? Vedete? Uè, Rafael, tu sei tu no? La patente te devi pigliare così. Ma ci può da cascino gli aveva detto. Vabbè, in acqua ti dici una cosa, sì. Cacci 90 porta! Slide, zitto, ma mi fai sentire. Ci pensi io. Iata venga! Ho capito, non la voglio finire con l'andome, non la voglio finire. Andiamo oggi che sta. Senti, va? E mandiamo a chiamare lui. Ci vai alla festa. Rafael, va? Facciamo me. No,
Da lungo in coppa a vigna secca, numero 94. Sì. Là c'è sono da. Un caro. Uno da. Si chiama Girolamo Consigli. Non consiglio. Se c'è stato un porto così. Sì. Se no, lascia ammasciata a casa. Non mi preoccupare. Appena se ne tira venisse a domenica. Non mi preoccupare, aspettate, vengo subito. Buon capo. Dopo testamento ancora da fare. Almeno, sta Oggi guarda che bello, oggi sono Raffaele, sono uno A te, Raffaele, a te. troppo bello, sì. A te, non la fai a te. Oggi per quello che vuoi fare su questa terra a me, il cielo ve lo rende per spaparanza le porte del paradiso, oggi. Guarda, Feva. Sì, vado subito. È già tutto stabilito. È già tutto, cazzo, tutto che bello, è già tutto stabilito. Vado subito. Anzi, mi raccomando, preparatelo per bene. Pensate per voi e pensate pure per me, che sono su spruocco, lo tengo, vengo subito, non si vengo subito. Anna mi batte, aiutami tu. Mia, Pasqua non fa così, mi mette paura che ti si... Ecco ne so, accendere. Io tengo un cuore che va via. E poi, un abbattimento generale. Per forza, una mattina ti piglia collera e poi ti senti più male. Ti volessi cuccare? Ah, chi? No. Chi l'ha dato il pompiere mi ha portato tutta la settimana. Chi le chiama Pavastien? Se mi vede cuccato, non mi chiama manco un sordo ciù. Pasqua, andiamo, se tu vuoi, aspetta. Pasqua, mettiti questo sopra le spalle, bravo, così stai caldo. Non ti A forza! A forza vuoi fare questo mure. La gente abbonda nei pagamenti. E non pigliamo manco un sordo ciù. Dai, ma che bene non dà. Ma tenere in da un anno e portate pure a Raffaele. Sì. E a già rimane solo uno da. Perché a già rimane tutte cose scritte. Tutte cose già. Se no ne potremo Raffaele. A campare adesso. Vabbè, quello poi è l'unico nipote, O sciaffer. Vabbè. Non si arrangia pure a isso. Lascia sì. Finito. Messo? Che è stata? Se sono tornata a volta male, l'ha pigliato soldi di loro biglietti. Avete mandato a chiamare un mierica? Oh, mi c'hai aiutato tutto. Ma l'ha chiamato pure un notaio. E sono notato come stava qua? L'ha mandata a chiamare issa? No, si è trovata a venire perché le servivano certi soldi. È come al solito. Sì, donna Antonella, ma state attento, mo che bello notario. Se avesse affogato tutto cosa sono potto. No, il lo zia It lo riconoscerà, sì, ma non per poco. E perché non l'ho cuccata? No, dice che non fa vedere stendo letti, sennò la gente non può più. Addirittura. Don Pasqua. Sì, e soldo di puttana. Nannina. Nanni. Sono io, come vi sentite? Sto buono. E non è venuto nessuno più. No, pensa a te. Don Pasqua. Queste sono gatti 10 lire in coppa o persona e lati 20 lire per dunque quando è sabato. No, figlia mia. Tu me le hai tutto assieme. Io a 10 a 20 lire a volta non me ne vengo bene. Io padrone di casa come avevo 4. Sabato ne avevo 29. Vabbè, che male che potete dare. Ma avete visto come ho faticato sta settimana? Io ho consegnato un sacco di biancarie e tutto quanto mi hanno detto sabato topavamo. Già. Ma io mi ho già luata la meglio camera da parte della strada. Ma già arrangiato in tassa cammarello a giusto per alleggerire il peso. Tutto casino a buona piccinella. È sempre una schiavitù. La cucina in comune. E bisogna dire a fare tutta sta roba, che ti stava avanti. Basta.
Da bocca! A forza! Sto morendo, E mannaggia a me schiatta morta! Mannaggia a me schiatta morta! Mamma, e come sta nervosa? Nanni, chi le sta così inondando va paura di morire? Avevo fatto cantare a serenare. Non è senza cerimonia, qualunque cosa. Sì, sarà mia per forza. E quasi chi si chiude l'occhio su c'è la caccia aufra. Saluto a voi, Oh, Maro, è perché sì? l'incaricato delle pompe funebri. Oh, schiatta morta. Oh, si è fatta volontà di... E chi mi ha mandato a chiamare? Ma Anitta Carnevale è morta. No, signora. No, che stai andando così? Va bene, non vi facete vedere. Che Scusate, sta ma là? allora come sei sparsa sta voce? Perché sta buona mala. Mo, nipote aiuta a chiamare un miero che è un mutare. Ah, allora è questione di ore. È una cosa che sempre ci avete da pensare. Sapendo un poco prima, uno vede da appuntare una carrozza un poco meglio. Mette sotto due parecchie scelte, un bello guarnimento, i schiocchi un coppetto esterno, una bella coperta a cascetta. Si fa una cosa più pulita, più sistematica, se non dammo io curre, acchiappa là, afferra là, spinne di denaro lo stesso e riesce una cosa arrangiata. Ce l'ha fatta l'esequio. Ma voi a posto ne parli? Mo, si esce di nuovo un capo, che li so fare... Saluto a voi, o morto sta qua. Ne è venuto nato. Amico, Che sa? questa educazione nuova sei giusto trattando a fare. Vai, ne blocca calma, venga, vai in capo, mamma mia. Tu sei schiatta morto. E fu schiatta morto, perché vuoi fu rappresentante? Ma perché questa è la prima volta che combinano un morto e mi piglia percentuale? Ma allora si scemo. Ehi, sto qua prima di te. No, non esiste proprio. Ma che è? Venite voi catalogo, guardate, per un più convenienza, lo fate questo spizio, Mi bene? faccio pure una cosa, che i cani ci metterai. Ma stiamo mezzo per capo, ma poi buonano. E chi sti Gesù? E sono l'incaricato delle pompe funebri, sono qua per... Cagata pozza la scena! Ma che? E lo verrà chiamato schiatta morta! Chi l'ha chiamato? Ma che stava pazzo? A chi le ci avevamo piggiato? E a dove ne mi con una mazza e scopriate? Oggi mi sei ciucciuetto sotto la porta, Chi va? Ne appunto, ma? Non signore. Sì, signore. È stato ne appunto. E la città ne chiama, o mi che lo schiatta molto, o mi che lo do, e chi l'ha chiamato pure schiatta molto, chiamato. Ma non signore, adesso il rosso non lo sa proprio. E allora perché si deve? Chi va chiamato? Chi va chiamato? A me mi ha chiamato il guardaporta a fianco. E a me quando andate alla cantina a preso, se parlavo solo di bicchiere vino e mi ha detto che saluto a voi, ero ispirato. E le piezze carogne. Vanno dicendo che sono morte perché mi hanno potuto spallare l'aria, capito? Ma se spargia la voce che sono morte e non mi chiama manco una sorte giù, mi chiama. E sto buoni a te, a te! E manca manaiata, no! Mi lasci, tu vai a parte fuori. Ma che sta succedendo? Ma che è? Anna, e schiatta morte ma morta prima lo dire. Ma chi va chiamato? Ma so cosa passa voi? Mago, ma come ti dà trasferendo in casa la gente prima che una mora? E facete respirare prima. E se l'hanno messa in coma, so! Ma poi quelle che vuol dire, don Pasca? Ma tanto lei facete una cosa, appicciate che le due canne da Maronna e noi riusciamo un bello rosario. Sì, che vada a sta buona. Ecco qua. La mamma di quel Pasquale che non sta bene. Bella Ave Maria. Sì, un bello rosario. Siete pronti? Ah. Nel nome del Padre, del Figlio Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Dei, benedetta tu in mulieribus, e benedetto frutto ventre tuo. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Dei, benedetta tu in mulieribus, e benedetto frutto ventre tuo. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Dei, benedetta tu in mulieribus,
frutto ventre tuo. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E non quanto manco sta Sono vivo! Però non so così! Ma non si che paura mi ha fatto mettere così! Però i trasa fuori così perché la mora sì che sta vicina avrà una piscina candela. Voi che decide un usare il Canadale da lì? Mi schiatta molto sotto la porta! Oggi pensate, non è morto, povero zio! Il è vivo ancora! Ah, così voi non morite più? Sto buono! Sto buono! Ah, mamma mia! Mamma mia! Ma che si caga ci fanno qua? Non sai, ma chi lo guarda, porto cantante la cantina a fianco. Volevano renare, che non ce l'ha voluto là, e poi si dimenticavano che c'è un cazzo è morto. Ah, Mi chiamano di schiattamo. E mi colpono da lì. Sì, ma state chiamati. Avranno ragione, si guaglione. Non state chiamati, è vero, ma poi, avete visto che ho fatto ancora... Quindi pigliate, sediate. Va bene. Va bene. Ci sentite malato un po'. Qui siete l'erede. Forse, mi sembra pure a giocare là, ma parlare di cosa? Gesù, ma non da Achille, se no arriviamo fino a stasera. Sì, fino a 2 ore, ma non per molto, non qua. Poi parliamo dopo, va bene? Vabbè, io sono arrivato per primo, quindi vale per me. Sì. Arcilo, ricordatevi. Ma guardatevi No, da tavolo, allora c'è Arcelo! Monna! Sono cose che ti schiaffo, guardate. Vabbè, che pazienza, don Raffaele. Chi lo sanno assodata? Appena sentono che uno tiene un dolore capo, subito si corrono in te e casrage. Non avevi in mente se strillare in petta. Don Pasquale è stato fatto decide due preghiere a Marone, che noi pure preghiamo sicuro per buio. Permettete? Come prego, grazie assai. T'ho permesso. Sai, ma ci strilli di prima, Avete chiamato Mirka? Sì, un meglio Mirka che ci scrive anni 150 lire a visita. Scende 50 lì! E lo chiama a 3.000, lo chiama! Ah, ho fatto... così, E non fa niente, facciamo fare una mezza visita. Come si fa, Raffaele? E come si fa? Ho solamente una de coppa, una cosa superficiale. Raffaele! Anzi, più Mirka non l'ha trovato. No, è già stata passata a vedere. Quando era lì è bello qua, però, Voluto, li chiama! non preoccupare, sta arrivando, accompagnato con la carrettella qua al puntino del vico. Sta a una carta bollata, così. Venga subito. E all'hotel! Chi è? Chi è che pigliute? A ballare tutta la settimana! Chi è che ha baltato? Che è? Sì. A tutto quello che manda adesso! Ma la mano! Che è? Raffaele! Zucca? Raffaele, così! Se tu te ne vuoi dire, vattene! Anzi, ma chi lo vede non sta bene? Ok. Cioè, su in un momento drammatico come questo, pigliamo una mano. Ma quanto è bello, sì, chi l'aveva pensato? Quello non dorme, la salute di mio nipote, vai a casa, vai a riposarti, vai a mangiare, ma quando mai? Oggi chi si preoccupa di me? Quando siete belli? Oggi non mi preoccupate, io mi sfilo una tarazza, mi metto un coppo tavolo, un coppo a 2 seggi. Oggi mi addormo in terra, oggi una sicurezza ci sta, che io stanotte accanto un mangiamore. Vabbè! Ma cocca! Voglio un cocca! Ascita fuori! Vai, Nanni, va, muoioli, va. Io non ce la faccio a casa Hai ragione, Pasquale. Dove? Succede quello che succede. Io già penso alla salute. All'anima mia. Hai ragione, Pasquale. All'anima mia. Oggi accorti i scaline, così. Piano piano. Ya. Bella. Pasquale. Piano Piano. All'anima mia. 2. Mamma. Piano. Dammi una mano, Raffaele. Sbottonate in tasca, sbottonate. Aroi. Dopo, Arrivo. Arrivo.
Andiamo, le scarpone, allora. Ma spoglio zio. Gli scacciano da su. E pantofoli, guarda essere scarpone. Ma levi il pantofolo, zio. Oggi che metti vicino alla porta. No, ma sotto cucina, Raffaele, Chi ci dai nella noi? Vieni Anni. Ah, canzone, Raffaele. Oh, aiutare! Piano, ecco qua. Piano, ecco qua. Allora un canzone. Oggi, vieni là. Ah, ma dimmi il cuscino poco meglio, oggi, aspettate un po'. Allora, basta sta loca, Mario. Ehi. Sta buono oggi. Ah, coperto coppie via. Aspetta con pipì. Aspetta con pipì. Ciao, guarda. Nanni, si mangiano tanto bello io. Dai. Dai. Ci dolci. Uè, sei indonetto te? No, e allora Dai. Vuoi sentirmi che dici me? come no, va. E se così mi confessa tu. E su 10 metà che non vengono. Dai. Pasqua. Si umile che mi perso qua. Chiamatene pure no. Nati tu, nati tre. Qualunque medicina. Non badate a spesa. Spendi. Comincia a fuscio pure, noi. Dai. Pasqua. Scaffa a me che la tazza là. Come La no? voglio pigliare. Uè, Nanni, riesci a fare nulla, ti dà cucina, io voglio Raffaele. Oggi, sono Raffaele, sono quello del gusto, vicino a voi. Chiamate mano buono presto. Hanno prego. Voglio conversare. Non preoccupato, oggi o meglio prevede che c'è sta coppa faccia venire per la buona azione che fate a me. O c'è, voi arrivate là, bussate al paradiso, parapara direttamente, così. Mi fanno trasì. Gesù, perché a voi non avesse la fata così? Scusate. Raffaele, io mi metto scuola. I peccati mi sono gassati. Ma qual è il problema oggi? Voi mica la dice hanno prevedo solamente perché No. no, io mi chiamo a 3-4 prevedo a casa, anzi spartite un poco però, non vi preoccupate. Ma voi quali peccati mortali avete fatto in vita vostra? Oh maestro. Ah, o maestro, ho fatto un maestro, è vero? maestro. Ho fatto che un maestro che quando voi avete protestasse la cambiare, lì si pigliava la pistola e sparava. È vero. Ma là oggi non fosse proprio il colpevole, secondo me, perché... sì, perché chi non voleva un maestro. Voi protestasse la cambiare, chi si poteva mai immaginare che si pigliava la pistola e si sparava? Ecco, mica è colpa vostra. E poi oggi, poi l'hanno fatto? Dici da Raffaele Augusto. Oh, ma trappare mia figlia da Maria. Ho fatto vostra figlia Maria, è vero? Ma pure là oggi sì, forse voi là avete un poco di colpa, ma sempre fino a un certo punto. Ma si capisce così? Quella vostra figlia volevo combinare un matrimonio che a voi non vi piaceva e voi non riste voi consiglio. Però, io potevo mai immaginare che l'era arrivata e si mandava a basso. No, è che io potevo immaginare una cosa del genere, e poi oggi e poi raccontare. Ha rapito, così, ha rapito, vedi qua. Moglie. Moglie. Ho fatto così. Per colpo di dispiacere che la figlia si è a coppa a basso. E che poi scoperto pure la tresca che avevate voi con Donetti, da manco 3 giorni sarà stati curati. Vabbè, oggi però là secondo me fu tutta una conseguenza dei fatti, voi non potevate prevedere. E poi oggi puntate amore, puntate, che stava? Ho fatto che ci avrei stati i soldi con il resto. Che se me lo preoccupa oggi, sciocchezze. Ma come sciocchezza, Raffaele? Ma come oggi allora voi non ragionate? Secondo voi le banche e sei tu quando all'inferno? E allora qual è il problema? Scusate un attimo, oggi già fare un attimo una cosa, se non mi levato. Allora, Raffaele. No, e poi scusate, ma già dici una cosa, venite qua. Ma venite qua, venite. Ha già chiappato. Cosa succede? Dove? Alza! Ma tu non stai picando a schiaffo a chi le proppe pure! Hanno avuto certi forme schiaffe che molto avuto ci vuole loro. Oggi. Io sono combinato di savane e tu mi hai chiesto schianda. Oggi scusate, ma io già sono dispiaciuto.
Un fatto fosse che non stato buono, che le sta una coppa a finestra aspetta che voi morite. A me mi dispiace che mi sono stato buono, zio. La fai un giagnere. Oh, zio, mi dispiace, ti voglio bene. La fai un giagnere. Io tengo per malauria. Perché? Perché mi hai saputo aperto? Perché? Aspetta, la fai. Il succo non mi versa ancora. Oh, zio. Dammi una mano, la fai. Mi voglio aizzare. Non me la mano. A coppolo! A coppolo! A con la parola sta tu! Che non capire chi le bombe fuori brancato. Mi hai ammazzata, ci scagliato un capello, scusate, sì. Ma più un capello mio, dai, diciamo, scusate, l'attimo a fuoco, Il notaio! Prego, signoressa, prego, signor notaio, prego. Io, notaio, io sarò il vostro servitore, qualsiasi cosa riferite a me. Date il bastone, per favore, il cappello. Questo è il vostro cappello, notaio? Ma raccomando. Ottima scelta. È pulito? È pulitissimo. C'è una macchioria, posso permettermi? Va bene. Guardate qua, non si usa il vostro. Azia, il signor notaro. Ehi, Don Basca, buongiorno. Notace Simma. E voi state una bellezza, per carità. Azia, il signor notaro. Questa è la vostra sedia, prego, accomodate, pulitissima. Buongiorno, notaio. Azia, un poco di latte al signor notaio. Ma che te fa questo là? Notaio, volete un poco di latte? No, Livo un latte, non lo vuole il latte, signor Ma notaio. mica non... Ma se sta tazza il latte non fa grunetto. La tenda di naturali. E porta pure a caffè. No, aspetta, aspetta. Non è che ne sei saltato! No, subito. Vai piano piano. oh, state un vedo. Yam, Rafa, Yam, vieni con un dato nanti. Ya fallo. Notaio, Che? mi raccomando. Che sono io. Piano piano, state d'accordo, piano piano. Posso? Eccolo! Allora diamo lettura. Procedete. In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia, alla presenza del sottoscritto, notar Girolamo Consiglio fu Francesco, io, Pasquale Capozzi, fu Nicola, in piene facoltà mentali, lascio... Aspettate, non do. Ripetete. Io, Pasquale Capozzi, Fu Nicola, Fornicolo, in piene facoltà mentali, e in piene facoltà mentali, lascio